Andrea Soddu, sindaco di Nuoro, ieri siete stati accusati dal consigliere comunale Pierluigi Saiu di avervi aumentato lo stipendio. Come stanno in realtà le cose? Quello che ha raccontato Saiu è una bufala, è una bugia, è una falsità, va smentita assolutamente e va spiegato ai cittadini cosa è successo realmente. E cioè il sindaco Soddu e la sua giunta sono stati messi davanti a un calcolo dell'indennità e il calcolo dell'indennità 2015 ci dice che il sindaco Soddu per tabella di legge ha diritto a un'indennità pari a 6.630 euro mensili. Siccome questi 6.630 euro mensili ci sono sembrati eccessivi, abbiamo dato mandato agli uffici di trovare la soluzione normativa affinché questa indennità venisse calata al massimo, e cioè con le massime diminuzioni. E la massima diminuzione gli uffici l'hanno trovata facendo sì che la indennità del sindaco scendesse del 42%, e cioè a 3.904 euro, che è la massima diminuzione raggiungibile applicando le aliquote di riduzione. Quindi quando Saiu dice che il sindaco Soddu si è aumentato lo stipendio rispetto a Bianchi sta dicendo una bugia, perché noi abbiamo chiesto di applicare la legge e di applicare della legge le riduzioni massime previste dalla stessa che ci danno quel risultato. L'indennità di Bianchi per i primi 3 anni era 4.605 euro senza l'applicazione delle riduzioni che abbiamo chiesto noi che venissero applicate e è rimasta. È vero che a Bianchi percepiva dopo il 2013 dal comune un'indennità inferiore, ma l'impegno di spesa era sempre quello di 4.605 euro perché semplicemente quel 20% veniva devoluto a una determinata causa. Se noi dovessimo devolvere fra 3 anni, e faccio l'esempio, il 20% della nostra indennità a un'altra causa, a una qualsiasi causa benefica, allora lo faremo diminuendo di un ulteriore 20% quel 3.904 euro. Questa è la dimostrazione che l'argomento utilizzato da Saiu è un argomento falso e che ne dovrà rispondere e soprattutto che deve occuparsi di politica e non di fesserie.